Buonasera a tutti ragazzi. Gli scienziati di quasi tutto il mondo più o meno sono d'accordo che un'apocalisse climatica si sta avvicinando al nostro pianeta. Gli scienziati prevedono a breve questa apocalisse climatica. In effetti quest'anno una serie di catastrofi naturali ha già causato danni di grande quantità di milioni di dollari, quindi diciamo che è destinata ad aumentare con gli anni. Diciamo gli uragani che hanno devastato l'America centrale, gli Stati Uniti meridionali, mentre il Messico e l'Iran hanno dovuto affrontare numerosi terremoti. Nell'Asia meridionale le inondazioni invece hanno giustamente fatto fuori almeno 1 migliaio di persone in Bangladesh, India e Nepal. Finora diciamo che quest'anno ragazzi una serie di catastrofi naturali ha causato danni per milioni e milioni di dollari. Quindi fra uragani, terremoti, diciamo non si capisce davvero più nulla. Un ricercatore della facoltà di scienze naturali di Londra, di nome Shao Wang, che è un cinese, ha detto, anzi ha dichiarato che in questi anni aumenteranno ancora di più questi fenomeni, diciamo, catastrofici, chiamiamoli così. Tuttavia i terremoti non hanno relazione con, giustamente, con l'azione umana, quindi i terremoti sono l'unica, oppure le eruzioni non sono colpa nostra in effetti, quindi è una cosa che avviene naturale. Però il pianeta, fra terremoti, eruzioni e tutto quello che noi abbiamo combinato, diciamo che l'apocalisse climatica è alle porte, cioè un po' l'abbiamo messo noi, come ho sempre detto pure in altri video, e un po' giustamente anche diciamo la Terra sta facendo bei danni di testa sua fra terremoti ed eruzioni vulcaniche, quindi il riscaldamento globale l'abbiamo anche fatto un po' noi con tutti questi inquinamenti che abbiamo fatto in aria, fabbriche, diciamo di tutto e di più ragazzi, quindi diciamo che noi abbiamo solamente accelerato un po' il riscaldamento globale. Poi ci sono eruzioni solari, il sole adesso sta un po' al minimo solare, cioè dopo lo sto creando ancora perché, ripeto, sono ancora pieno. Com'è? Ti mando subito l'amicizia. Com'è? Ti mando l'amicizia. Quindi ragazzi, diciamo che una serie di eventi sta facendo avere cataclismi, diciamo, naturali innanzitutto. Uno dice sì, apocalisse climatica, sì, d'accordo, però un po' ce l'abbiamo fatto, diciamo, il guaio. Un po' giustamente i terremoti e le eruzioni si susseguono di giorno in giorno. Già oggi mi meraviglio che non ho fatto nessun video di un terremoto. Ma massimo domani e dopodomani potete stare sicuro che succederà qualche cosa. No, quella è una che fa così con tutte, quindi stai tranquilla. Non sei la prima e non sei l'ultima, lo dice a tutto, quindi non è un problema. Lo dice a tutti, quindi non è perché ce l'ha con te. Quindi stai tranquilla, che lo dice a tutto, quindi è una canzone come un disco che gira e gira e gira sempre all'infinito. Quindi bloccala e non pensate a nulla. Quindi ragazzi, diciamo che gli scienziati sono concordi che siamo prossimi a una, diciamo, sì, sì, sono fidanzato, sì, ma non con quella che scrive con te. Avvertono che ci sarà un'apocalisse climatica sul pianeta Terra, quindi a breve si avrà questa, vabbè, già l'abbiamo al finale, quindi fra terremoti e eruzioni non credo ci sia bisogno di dire che ci sarà questa apocalisse climatica, secondo me già ci sta, quindi non credo proprio che deve arrivare, quindi credo che già ci sia. Ragazzi, questo è il mio ultimo video, poi non lo so, tante volte ne faccio un altro, non lo so, sempre qualche notizia se esce particolare,
se no ci sentiamo domani. Quindi ragazzi, una buona notte. Oh, ciao avvocato, ma ancora in giro? Quindi non lo so se farò un altro video, voglio fare il video di buon Ferragosto a tutti, quindi non lo so se lo faccio stasera oppure lo farò, diciamo, domani, non lo so, dico una bugia, mo vediamo, tanto sonno non ho, quindi si può continuare. Vabbè ragazzi, ci sentiamo più tardi, al massimo domani.